È una passione che l'accompagna ormai da tanti anni, è arrivata in questa palestra che aveva 6 anni, così mi diceva il suo maestro, oggi ne ha 17 e finalmente ha coronato un primo step perché è diventata campionessa italiana di forme per quanto riguarda il taekwondo. Ciao Sara Longoni, benvenuta e soprattutto le tue emozioni vissute su quella tappettina che ti ha consacrato campionessa italiana. Certo, è stata un'emozione molto grande, soprattutto non me lo sarei mai aspettata, dopo quello che ho avuto anche un infortunio e quindi però sono riuscita comunque ad avere un risultato più bello, penso che abbia avuto in tutta la mia esperienza e lo terrò, mi accompagnerà sempre durante il mio percorso ed è solo l'inizio di una carriera che porterò avanti. Questa è una cosa importante perché hai sottolineato il fatto di essere stata più forte anche di un infortunio. Gli infortuni fanno parte del gioco naturalmente, però questo è uno sport individuale, quindi è un qualcosa che noi dobbiamo ricercare dentro noi stessi. È chiaro che l'impegno, il sacrificio, perché tu studierai e farai tante altre cose, ti devono portare a compensare un pochino quella che è la passione con quella parola che tutti utilizzano però molti non vogliono fare, cioè sacrificio. Qual è l'emozione più grande che hai provato quando sei stata acclamata come campionessa italiana junior? All'inizio non potevo proprio crederci, avevo ansia, ero molto agitata, però poi quando sono salita ho realizzato che proprio avevo vinto il campionato ed è stata una bellissima emozione. Cosa puoi dire a chi ti sta guardando, insomma, a chi sa che hai raggiunto questo successo che, ripetiamo, è un piccolo step ancora nel corso della tua carriera che ti auguriamo davvero ti possa portare ai massimi livelli. E cosa puoi dire a chi si vuole avvicinare a questo sport che è di grande sacrificio come il taekwondo? Di provarlo e di non smettere mai di fronte ad ogni ostacolo, ma di continuare e riprovare che poi si otterranno tutti i risultati possibili e bellissimi. Niente è quindi limitato, ci vuole impegno, sacrificio. Hai un ringraziamento particolare a fare a qualcuno, un saluto particolare ai tuoi compagni per esempio di palestra, al tuo maestro, vedi tu. Certo, vorrei ringraziare il mio maestro che mi ha aiutato a crescere durante tutti questi anni, ma anche a tutti i miei compagni di palestra che mi supportano e mi aiutano a crescere sempre di più e a migliorare.